A Rapallo, riaperta ai pedoni la soletta sul San Francesco nei prossimi giorni, terminato il collaudo, il lungomare riaprirà anche al traffico. La comunità di Rapallo ha fatto proprio il ringraziamento a Nostra Signora di Montallegro per la protezione alla città, la sparata del panegirico, momento di fede e di devozione nel segno della tradizione. Ambiente, sport, cultura e musica, i giovani di Sestri Levante hanno formulato alcune proposte concrete per l'amministrazione comunale. Piazza dell'Orto a Chiavari gremita per il tradizionale concerto del 2 luglio, sul palco l'orchestra Chiavari Classica e il coro Monteverdi. 90 anni di sport e impegno sociale, li ha festeggiati il Circolo Golf e Tennis di Rapallo alla presenza di 350 invitati. Appuntamento estivo con il Festival della Parola a Chiavari, in scena lo spettacolo Io Emanuela, storia della poliziotta uccisa nell'attentato di Cosa Nostra al magistrato Paolo Borsellino. Sciolto il Consiglio Comunale di Zoagli, la Prefettura ha nominato Ornella Sansalone commissario, lei il compito di traghettare l'amministrazione verso le elezioni nel 2020. Dante Fiumana Bella, la manifestazione che celebra il legame tra il sommo poeta e il territorio del Tigullio arriva alla seconda edizione. Chiavari, Neirone e San Colombano Certenoli, i comuni che ospitano la rassegna. In corso i lavori di miglioramento al porto di Chiavari, in attesa del collaudo definitivo si studia un modo per eliminare il problema della risacca. Applausi all'alba sul lungomare di Chiavari per il concerto del quartetto Archi all'Opera, con loro i giovanissimi cantanti del piccolo coro Faldi. Area ex Italgas, sia agli appartamenti ma solo con un aumento del 5%, lo prevede il PUC approvato a dicembre dalla giunta di Capua. La replica di Levaggi, l'ex sindaco nel mio PUC, quella era una zona riservata a servizi. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo andando a Rapallo perché sta per essere riaperta al traffico la soletta sul torrente San Francesco, si sta aspettando il collaudo. Nel frattempo possono già transitare i pedoni e la strada è stata utilizzata anche dal percorso della processione in onore di Nostra Signora di Montallegro. Vediamo. Si torna a camminare sulla soletta del San Francesco. Dal fine settimana i pedoni possono transitare senza ostacoli lungo tutta la passeggiata a mare di Rapallo. Mercoledì sera inoltre la processione effettuerà il suo percorso tradizionale. In giornata operazioni in corso per posizionare le transenne. Nelle prossime settimane il lungomare dovrebbe riaprire anche al traffico. Sostanzialmente si può passare, si può transitare sul San Francesco sulla nuova copertura. È venuto un lavoro fatto a regola d'arte molto piacevole anche dal punto di vista estetico. Ad oggi mancano le rifiniture. Sostanzialmente si può passare. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo e già dall'altro ieri sera è aperto pedonalmente per la sua intierezza. Subito dopo le feste l'operazione di collaudo, quindi è tutta un'operazione tecnica, quindi una 15-20 giorni per l'apertura, quindi solo una questione tecnica di tempi sul collaudo. E se ad ottobre partirà un secondo lotto funzionale per il San Francesco, ora lo sguardo è puntato sul completamento del lungomare, gli ultimi lavori per cancellare, almeno dal punto di vista dell'immagine, il ricordo della mareggiata dello scorso anno. Al momento infatti le reti di protezione ostacolano la vista sul golfo rapallese a residenti e turisti. I lavori sono stati appaltati alla ditta Asfalti Piacenza 10 giorni fa, quindi hanno ordinato tutte quelle che sono le nuove balaustre, le nuove pietre di ornamento della nostra passeggiata, quindi per fine estate dovrebbe essere tutto a posto. Una città in festa, dunque quella di Rapallo, in onore di Nostra Signora di Montallegro, diversi gli appuntamenti sia religiosi che civili. Tra questi ultimi il momento centrale è stato la sparata del panegirico sul lungomare. La città ha fatto suo il ringraziamento a Nostra Signora di Montallegro per la protezione riservata alla città. Vediamo. Quest'anno è un grazie particolare, se possibile ancora più forte, da parte dell'intera città alla Vergine di Montallegro, che ha voluto ancora una volta proteggere la nostra gente in un'occasione così
pesante come quella della mareggiata del 29-30 di ottobre, che sarebbe potuta sfociare in una tragedia, preservandola da vittime e anche da feriti. Ed è molto bello vedere i nostri sestieri, le maglie di tutti i nostri 6 sestieri, che ancora una volta hanno portato avanti nel modo migliore una delle nostre tradizioni più belle. E come la città sta vivendo questi momenti? Ma io direi molto bene. Intanto abbiamo un tempo meraviglioso, ieri sera 2 spettacoli veramente eccellenti che hanno aperto degnamente dopo l'apertura delle 8, che è il saluto a questi 3 giorni bellissimi, e il panegirico è il cuore delle celebrazioni laiche di queste 3 giornate. Siamo qua molto emozionati come ogni anno, come sempre, come se fosse la prima volta. I gialli di Seglio hanno lavorato bene. Quest'anno ha un significato un po' più particolare, questo momento di comunità, tra quartieri, tra la popolazione. Certamente sì, l'abbiamo anche già detto, è bello poter parlare delle feste di luglio dopo un inverno così difficile. Il nostro mare comunque brilla e luccica e ci restituisce la città che amiamo tanto e che intendiamo promuovere e anche onorare con queste festività, con queste tradizioni. Andiamo adesso a Sestri Levante. I giovani della città hanno formulato alcune proposte concrete per l'amministrazione comunale e il progetto Nassa che si è svolto all'Annunziata. Parleremo di questo, ma anche del concerto del 2 luglio a Chiavari in onore di Nostra Signora dell'Orto con il coro Monteverdi e l'orchestra Chiavari Classica. E poi, tornando a Rapallo, i 90 anni del Circolo Golf e Tennis, una festa alla presenza di 350 invitati. Vediamo i servizi. A partire dall'anno scorso alcuni di noi hanno provato l'esperienza delle elezioni amministrative e da lì hanno capito che mettersi in gioco per la propria città era un'esperienza di valore e quindi niente, dal desiderio di allargare questa esperienza anche ad altre persone abbiamo chiamato i nostri amici hanno chiamato ad altri amici, così da Macchia d'Olio abbiamo creato questo evento che vuole essere un po' la fine di una parte, ma l'inizio di una nuova. La Nassa è nata come un incontro tra persone che si conoscono in realtà da sempre e che spendono le proprie serate comunque a parlare dei problemi di Sestri. La Nassa è conoscenza e quindi non si parla di una serata persa, si parla semplicemente di andare a creare qualcosa di più grande per la nostra città. Quali sono le tematiche che si affronteranno in questi tavoli d'incontro? Più che tematiche fisse sono degli spunti per approfondire la discussione su Sestri che riguarda appunto la gestione di Sestri in generale e una gestione anche che guardi al futuro, la gestione degli spazi pubblici, modi alternativi per gestire questi spazi, il lavoro per i giovani qua a Sestri, al divertimento, come unire questa voglia dei giovani alla quiete della città, allo sport, all'ambiente, anche una specificatamente legata al futuro, come immagini Sestri magari fra 10 o 20 anni. Di che argomento si parla in questo tavolo? Allora, noi siamo divertimento a Sestri. Cercavamo anche di dare una possibilità diversa ai ragazzi della zona. Stavamo pensando anche possibilità di livello culturale, anche sportivo, ad esempio cinema all'aperto, una svolta di livello diciamo qualificativo alla vita musicale che può essere svolta a Sestri Levante. Di che argomento si parla in questo tavolo d'incontro? Allora, qua siamo nella Sestri Nostra, cui il tema principale è quello di che cosa i giovani vogliono dagli spazi pubblici. Ci fai un esempio di una proposta che pensi possa essere portata in consiglio comunale? Ma un'idea molto, molto carina per esempio è quella di poter visitare non solo per la giornata del FAI la Torre Marconi, per esempio la Torretta Marconi. Quella per esempio di fare nuovi distributori per l'acqua a Sestri, avvicinare di più i giovani ai sentieri. Sestri è piena di sentieri bellissimi.
È il Te Deum, il canto per eccellenza della lode e del riconoscimento, ad aprire il tradizionale concerto del 2 luglio in piazza Nostra Signora dell'Orto. Il brano di Marco Frisina è stato eseguito in omaggio al vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, per i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale. Sul palco, nuovo per l'occasione, l'orchestra Chiavari Classica, il coro Claudio Monteverdi, con i solisti Victoria Colod, Eros Lombardo, Arianna Serra e Andrea Cardinale. Abbiamo lavorato parecchio in questa ultima settimana, il risultato, devo dire, sono contento, anche il service ci ha aiutato molto, la piazza, il pubblico è sempre stato è meraviglioso come sempre, perciò ringrazio veramente. Anche questo nuovo palco, devo dire che è interessante, è spazioso e ci si suona bene. Il pubblico è stato trascinato sulle note di pezzi conosciuti, dal Brindisi tratto dalla Traviata di Verdi, al Va Pensiero del Nabucco sino al Trovatore, alla Bohème di Puccini e a uno speciale omaggio a Paganini. Per noi è stata una bella idea proporre la musica di Niccolò Paganini perché è un grande ligure, un grande genovese legato al nostro territorio, indiscutibilmente il più grande violinista di tutti i tempi ed è stata un'idea vincente. Insieme sul palco il soprano Victoria Colod e il tenore Eros Lombardo, uniti da una forte stima reciproca. Per Lombardo un ritorno a casa, qui infatti ha mosso i primi passi con la sua insegnante Maria Trabucco. Ho debuttato Tosca, Atlanta, San Francisco. Ho fatto ruoli impegnativi Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Teatro Reggio, insomma, ma c'è sempre da studiare, da migliorare. Anche qua sto studiando in Conservatorio di Genova, finisco, spero. Sì, sono felice di vivere qua in Italia perché c'è la gente molto aperta, mi piace molto. Novant'anni di storia e di legame con il Tigullio. Li ha festeggiati il Circolo Golf e Tennis di Rapallo con una serata che ha coinvolto soci, autorità e sportivi. La stampa locale iniziò a trattare del campo da golf rapallese il 12 gennaio 1929. Quel giorno il settimanale Il Mare pubblicò un articolo dedicato alle potenzialità turistiche di questo sport. L'anno dopo iniziarono i lavori alla clubhouse e al campo. 90 anni sono un traguardo di tutto rispetto per un'associazione impegnata nello sport e nel sociale. A parlarne il direttore Fabrizio Pagliettini, 34 anni di lavoro al circolo. L'essere immersi nel verde dà la possibilità di comunicare meglio, di riflettere, non è soltanto sport ma è anche appunto un qualche cosa di più. Golf e tennis sono per noi un qualche cosa in questo momento che ci fa ricordare il passato, ma abbiamo fortemente dentro di noi l'obiettivo di migliorarci giornalmente, di guardare al futuro. Questa sera nella premiazione abbiamo avuto la fortuna di avere tantissimi ragazzi. Sono contento e orgoglioso che nel settore del tennis ci sia tanto Tigullio presente, Chiavari, Sessi Levante, Lavagna, il che significa che il nostro impianto ha un potenziale che va al di là della città di Rapallo. La festa si è svolta il 30 giugno scorso. All'alba la gara di golf, che ha coinvolto 220 partecipanti, e un torneo di tennis. In serata la premiazione è un momento conviviale con 350 invitati. Per i vertici del circolo ora occorre guardare al futuro per stare al passo con i tempi. Ma l'impegno c'è, abbiamo, come dicevo prima, dei dipendenti che sono senz'altro molto all'altezza, per cui non abbiamo il timore di non essere pronti agli eventi futuri. È un privilegio questi 90 anni di un circolo che non è soltanto di Rapallo, ma un circolo internazionale che porta turismo, indotto e che deve assolutamente resistere alla vita moderna. Va in scena nei prossimi giorni l'appuntamento estivo per il Festival della Parola. Questa volta ad essere portato in scena in Piazza Fenice, sul palco di Piazza Fenice, lo spettacolo Io Emanuela, la storia della poliziotta uccisa nell'attentato della mafia al magistrato Paolo Borsellino. Sentiamo. Proseguiamo appunto con questo intento di impegno civile e comunque anche di, come posso dire, di memoria storica, perché crediamo che comunque il festival abbia anche questa funzione qua, portare comunque sempre dei temi che sono sempre di attualità e che chiaramente fanno parte della memoria storica del nostro paese, portarla ai giovani e anche chiaramente ai meno giovani, però chiaramente ai ragazzi e soprattutto porre anche queste tematiche che comunque sono sempre interessanti da conoscere e ribadisco da non dimenticare. Quando e dove lo spettacolo?
Allora, sarà il 17 di luglio in Piazza Fenice alle ore 21:30. Lo spettacolo è finanziato da Marina Calata Ovest, un nuovo partner del Festival della Parola che ringraziamo, e chiaramente in collaborazione col Comune di Chiavari, che è l'organizzatore di questa manifestazione. Per il prossimo anno abbiamo qualcosa a bolle in pentola, abbiamo tante belle idee, ovviamente poi bisogna sempre cercare di setacciare e trovare l'idea migliore, ma come abbiamo già detto, l'intento è quello comunque di ampliare e magari coinvolgere anche l'entroterra nel prossimo Festival della Parola. Calata Ovest, il porto nuovo di Chiavari, non vuole essere semplicemente un approdo per le barche che arrivano, ma vuole integrarsi all'interno della realtà della città e degli aspetti turistici che ci sono collegati. E quindi abbiamo cercato di trovare una collaborazione con il Festival della Parola, con uno spettacolo che ci è sembrato adeguato al momento per richiamare l'attenzione del pubblico, dei turisti che verranno a vederlo, speriamo numerosi, sul problema delle mafie, ricordando una ragazza giovane che era della scorta di Borsellino e che ha lasciato la sua vita per tutti noi. La politica amministrativa: nei telegiornali di venerdì è stato ufficialmente sciolto il Consiglio Comunale di Zoagli, il prefetto ha nominato commissario Ornella Sansalone, a lei il compito di transitare l'amministrazione verso le prossime elezioni comunali. E poi a Chiavari è stato presentato il calendario delle manifestazioni Dante Fiumanabella che celebra il legame tra il sommo poeta e il territorio del Tigullio. Sentiamo. Prenderà possesso degli uffici di piazza 27 dicembre nei prossimi giorni la dottoressa Ornella Sansalone, nominata oggi con decreto prefettizio nuovo commissario del comune di Zoagli. Con le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e l'impossibilità di far subentrare eventuali non eletti, passo deciso dalla maggioranza dopo la sospensione del sindaco Franco Rocca a seguito della sentenza di primo grado sulle spese pazze in regione, sono venuti meno i numeri in consiglio comunale. A far compiere questo passo, sancito oggi con lo scioglimento dell'assemblea da parte del prefetto Fiamma Spena, l'assenza di dialogo tra gli uffici e l'amministrazione e l'impossibilità ad usare i fondi perché bloccati. Per questo, nell'ultima settimana di giugno, il vice sindaco Carlo Cassani, l'assessore Massimiliano Amantini e i consiglieri Giordano, Marchi, Galli e per ultimo Sacco avevano deciso di rassegnare le proprie dimissioni da consiglieri. Altri, per una loro eventuale surroga, non c'erano più, di qui la decisione del prefetto. All'attuale responsabile dell'area terza della prefettura di Genova, che si occupa di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, di affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio, dunque il compito di traghettare il comune verso le elezioni della primavera 2020. Per lei compiti di ordinaria amministrazione. I primi documenti però che si troverà sopra la scrivania saranno sicuramente quelli contabili del comune, con un bilancio predisposto in queste settimane dal commissario ad acta, nominato dalla stessa prefettura per venire a capo di una situazione complicata e difficile già prima della sospensione del primo cittadino. Ad oggi il comune non è riuscito ad approvare in tempo utile il bilancio preventivo, doveva essere fatto entro il 31 maggio. La prossima scadenza sarà ora il 31 luglio, quando i comuni dovranno discutere in consiglio di un eventuale riequilibrio dei conti. Entro quella data il commissario Sansalone dovrà decidere il quadro dei provvedimenti da adottare per riportare in pareggio un quadro finanziario, da quello che sembra di capire, sicuramente non roseo. Celebrare Dante partendo dal suo legame con il territorio ligure. Questo è il fine principale della manifestazione Dante Fiumanabella. Il legame deriva dal celebre verso della commedia «Intra Siestri e Chiaveri s'adima una fiumana bella» e vede la partecipazione dei due comuni citati, Chiavari e Nerone, e di San Colombano Certenoli, che in località Scaduglia ha il ponte dedicato proprio al sommo poeta. Un'occasione anche per legare, grazie ad una rassegna culturale, i comuni dell'entroterra con la Riviera. Potremo vedere insieme momenti di musica, di spettacolo, ma vivere anche momenti più legati a delle specificità del territorio. Mi piace ricordare il fatto che Chiavari sia legata a una tradizione di fumettisti importanti, e presenteremo insieme a Stefano Biglia un suo lavoro molto importante, appunto dedicato a Dante e alla Fiumanabella. Per il territorio del comune di Nerone una manifestazione così imponente e così di valore culturale non si era mai vista. È stato frutto di un lavoro dell'amministrazione comunale di Nerone negli anni scorsi, e
siamo stati bravi a far recepire il discorso di Siestri, comune di Nerone. Come dico, mio padre già nel 1981 aveva avuto questa intuizione di dedicare a Dante il ponte di Scaruglia per un motivo fondamentale. Intanto il ponte si trova sul torrente Lavagna e che è la fiumana bella citata da Dante nella Divina Commedia. Per il territorio è un evento importante in quanto è un motivo per far conoscere al di fuori della Liguria, diciamo così, il nostro comune, che ha tantissime cose interessanti sia dal punto di vista naturalistico e anche dal punto di vista storico. Parliamo adesso del porto di Chiavari. Si stanno portando avanti alcuni progetti per il miglioramento della fruibilità dello scalo. Si attende il collaudo definitivo per l'ampliamento che si è realizzato in questi anni. A breve ci sarà un incontro in regione per un pennello a protezione della risacca. E poi, sempre a pochi metri, sempre sul lungomare di Chiavari, un appuntamento molto particolare con la musica, gli archi all'opera e i giovanissimi cantanti del piccolo coro Faldi per un concerto all'alba. Vediamo i servizi. Dall'ingresso del gruppo Marinedi, quale socio del porto, Marina Chiavari sta cercando di realizzare un approdo piacevole, capace di attirare anche le grandi imbarcazioni. Marinedi, d'altra parte, è specialista nel progettare porti commerciali e turistici. A Chiavari sono state migliorate le infrastrutture, ampliate le aree verdi ed è partita la raccolta differenziata a barca con l'ausilio di ormeggiatori assunti da poco e sembrano già esserci ottimi ritorni. Anche i transiti dei turisti normali che non sono legati a questi eventi catastrofici, questi transiti stanno migliorando sensibilmente rispetto agli anni scorsi e contiamo di riuscire ad avere un'annata positiva come avvio della nostra attività. Intanto si va avanti con il progetto per ridurre il problema, noto in città, della risacca all'interno del porto. Dopo studi e simulazioni, un mese fa l'azienda Acquatecno ha realizzato un progetto per la costruzione di una scogliera di 40 metri, una sorta di pennellino con altezza dal pelo d'acqua di 2,5 metri. Per i responsabili del porto dovrebbe risolvere più del 90% del problema. Lo abbiamo presentato al sindaco e col sindaco andremo presto, quando la regione sarà disponibile, a presentarlo in regione in modo da avviare la pratica. Il nostro auspicio è che per l'autunno-inverno prossimo si possa iniziare i lavori, che saranno brevi perché, essendo una cosa semplice, dovrebbe risolversi in 2 o 3 mesi. Infine, un passo alla volta, si va avanti anche per ottenere il collaudo della struttura portuale. Abbiamo risolto i problemi del distributore, stiamo aspettando l'ok dall'Agenzia delle Dogane per aprire di nuovo il distributore, stiamo chiudendo l'eliporto. La zona laggi ci preoccupa assai perché ci sono problemi di tipo di contenzioso legale pesante, però anche in quello stiamo cercando di arrivare a capo e di aiutare il sindaco ad ottenere il collaudo complessivo di tutto il porto. C'è stata un'affluenza di pubblico notevole che fa sempre piacere. A quest'ora, così presto, non ce l'aspettavamo e invece il pubblico di Chiavari ha risposto benissimo e per questo siamo felicissimi. Purtroppo non è uscito il sole come speravamo, siamo qui, eravamo qui per questo, però insomma non importa, uscirà. Anche se l'avete un po' invocato con O Sole Mio. Ho messa tutta, niente da fare, ma tanto già quest'estate è piuttosto calda, quindi forse è anche meglio così. Ma cantare Alessandro così presto al mattino? È molto molto dura, soprattutto per non aver dormito, però poi all'aperto, insomma, ma diciamo che il pubblico è stato caloroso e quindi mi ha sostenuto e ho avuto modo di arrivare in fondo indenne. È stata una grande sorpresa per noi essere coinvolti, essere invitati a partecipare a questa manifestazione. Gli Archi all'Opera ci hanno coinvolto e l'emozione è stata grande per il contesto, per il pubblico, per il repertorio presentato, una bellissima esperienza. I musicisti hanno faticato, visto l'ora, chissà i bambini questa mattina come hai fatto?
diciamo che avevano tutti un vademecum per l'idratazione della voce fin da appena svegli, riscaldamento, e poi c'è da dire che la loro giovane età, se da un certo punto di vista è una fatica in più, però li rende molto più duttili a questo tipo di fatiche, ecco. Sono diversi anni che portiamo in giro per le città rivierasche della Liguria questo format di spettacolo, il concerto all'alba, ed è sempre una grande emozione. Qui a Chiavari adesso è il secondo anno, sono belle emozioni, diciamo che la musica ci aiuta ad amplificare questo miracolo di natura che è il sorgere del sole. Ed è tutto per questa edizione del TG Guardando la Settimana. Linea adesso al nostro approfondimento. Ci concentreremo sulla vertenza ex Italgas a Chiavari, contrapposizione tra il sindaco di Capua e l'ex primo cittadino Roberto Levaggi sulla possibilità e fattibilità di realizzare alcuni edifici nell'area occupata dall'ex sede appunto dell'Italgas. Sentiremo le due posizioni nei prossimi servizi. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'appuntamento torna tra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Il progetto che è stato presentato da Italgas, vale a dire con l'applicazione della legge regionale del piano casa con un incremento dei volumi esistenti del 35%, non è conforme alla volontà politica della mia amministrazione, volontà politica che è quella che è stata votata in Consiglio Comunale il 5 dicembre del 2018, dove ha escluso in quest'area l'applicazione del piano casa, ma una riqualificazione dei volumi esistenti con un incremento soltanto del 5%, nonché servizi pubblici per il quartiere sulla base di determinati standard. Alla luce di ciò ho chiesto un parere legale, un avvocato amministrativista. Se la mia amministrazione avesse portato a termine e avesse approvato definitivamente il PUC della precedente amministrazione, il piano casa, così come è stato presentato, sarebbe stato pienamente legittimo. Viceversa, avendo la mia amministrazione regolamentato, tra l'altro il 5 dicembre, prima del 7 dicembre, quando è stato presentato questo progetto, vigeva quindi la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1,2 della legge regionale del piano casa. Per cui, alla luce di questo parere, chiederò al dirigente dell'ufficio urbanistica, nel pieno della sua legittimità, di approfondire questi aspetti, rispettando tutti i diritti di tutti, vale a dire i poteri del sindaco, i poteri del dirigente dell'urbanistica, che è pienamente legittimo, nonché anche i diritti della proprietà privata, perché ricordiamo tutti che si tratta di un'area privata con dei volumi esistenti, con dei grossi inquinamenti, perché lì c'è il cromo esavalente e non vi è l'accesso al Palazzo di Giustizia, che è stato costruito proprio con un accesso da via Trieste. Dal punto di vista tecnico, attualmente la pratica a che punto è? La pratica ha avuto un via libera da parte della Commissione Edilizia nel mese di giugno 2019 e da quel momento in poi è passata sul tavolo della politica, in quanto deve essere fatta una convenzione urbanistica, quindi che deve passare in giunta, per stabilire le contropartite pubbliche. La volontà dell'amministrazione comunale è quella dei volumi esistenti più il 5% e servizi pubblici per il quartiere con determinati standard. Il progetto presentato non è conforme a quanto ha votato il Consiglio Comunale il 5 dicembre. Dobbiamo anche tenere presente che l'amministrazione Poggi nel 2005, quando si è fatta accedere con un atto notarile l'area gratuitamente dove è stato costruito l'ex Palazzo di Giustizia, aveva concesso su quest'area che oggi parliamo oltre 6.000 metri quadrati di edifici residenziali e il progetto che ha presentato in questi giorni è comunque notevolmente inferiore rispetto a quello che era stato concesso nel novembre del 2005. Avendo fatto decadere il mio piano, ad oggi vale più 35%, ma ripeto, nel mio piano urbanistico era zona destinata a servizi, 2/3 verde e parcheggi pubblici e privati. Non ci sta l'ex sindaco Levaggi nell'essere tirato in ballo insieme al suo PUC in merito al progetto di edilizia residenziale presentato da Italgas nella zona di via Trieste a Chiavari. Se il piano urbanistico comunale elaborato dalla sua amministrazione nei 5 anni di mandato ormai non esiste più, quell'area comunque, ribadisce l'ex primo cittadino, era destinata a servizi. È scritto chiaramente nelle carte la zona della ex Tirrenia Gas, ex Italgas era ad area servizi, per i 2/3 destinata a verde o parcheggi.
attraverso un'eventuale variante, quindi si doveva andare a tornare in Consiglio Comunale e poi in Regione, si potevano edificare al massimo 1000 metri quadrati o in alternativa una scuola pubblica. Solo con il ritorno in vigore del PUC precedente, denuncia ancora Levaggi, quello approvato dall'allora giunta Agostino, e senza ulteriori atti da parte dell'attuale maggioranza, che avrebbe potuto porre il vincolo sull'area, è tornato fattibile dunque il progetto presentato a suo tempo da Italgas come contropartita per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia. Progetto oggi realizzabile anche grazie al passaggio dalla classificazione della zona da rossa a gialla, con studi presentati dalla stessa società. Come mai Italgas non ha mai presentato questi studi nei 5 anni della mia amministrazione? Non l'ha mai presentati perché negli incontri avuti in comune Italgas con me, l'architetto Peruggi, l'avvocato Paolo Boggiano, assessore urbanistica, ha sempre capito che noi lì volevamo servizi e non case. E allora forse non valeva la pena neanche incaricare professionisti per andare a cercare di declassificare l'area. Invece, dopo le varianti introdotte dalla Giunta di Capo, che permettevano edificabilità in quella zona, trasformandola da servizi in residenziale, Italgas, secondo le sue opportunità, ha fatto degli studi approfonditi e la Regione ha declassificato l'area.